Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Daniele, una partita speculare, un primo tempo scialbo, un secondo tempo con tante palle giocate là indietro. No, direi partita dove due squadre tatticamente molto ben messe in campo, che si sono affrontate abbastanza a disaperto, è diventata una partita contratta. Noi abbiamo creato 3-4 occasioni non pulitissime, potevamo prendere gol su una palla da fermo, credo che tutto sommato il pareggio sia giusto. È stata ben interpretata, eravamo così tra virgolette preoccupati della qualità dell'Arzignano, specialmente davanti, con giocatori importanti, invece abbiamo difeso bene. Direi che un po' tutti quanti noi sopra la sufficienza, da dietro ad avanti, squadra che ha lottato, che ha difeso con intensità e poi ripartita nel modo giusto. Siamo stati più bravi a muovere la palla nel secondo tempo rispetto al primo e sono contento perché di nuovo non abbiamo preso gol, possiamo migliorare un po' davanti, mancava anche Lucano Niciogi che ha giocato 7-8 minuti alla fine che non era proprio a posto, magari con un po' più di peso davanti qualcosa in più si poteva fare. Le soste di Trento e Crottiense hanno danneggiato, hanno rallentato il vostro processo di crescita? No, questa cosa qui vale per tutti quanti, devi un po' interpretare la partita giorno per giorno, quasi settimana per settimana, non sai se giochi, se non giochi, però vale un po' per tutti quanti e andiamo avanti su questa strada qua, già che riusciamo a giocare va benissimo. Ecco, Monte in due versioni, casalinga 11 punti, in trasferta 7. Qual è l'identità vera di questa squadra? Credo che il nostro campionato sia fatto discretamente bene, alla fine abbiamo perso solo una partita meritando di perdere dal derby con Belluno. Anche le altre partite perse le abbiamo lottate, potevamo trovare dei punti e siamo contenti della fase difensiva, tanto credo siamo la seconda miglior difesa
dobbiamo continuare da questo punto di vista per trovare qualcosa in più davanti, qualcosa in più. Ecco, le sconfitte con Ciarlins e il Belluno ti hanno dato delle indicazioni per cambiare qualcosa e creare un Montebelluna molto più spinto verso la fase offensiva? Stiamo provando, è una squadra che vuole provare a giocare, a vincere le partite sempre, però ci sono gli altri in campo. E noi siamo contenti del lavoro, io sono contento del gruppo che si è creato, una squadra dove anche il cliente fa sempre il proprio dovere e siamo consapevoli che possiamo migliorare, però per adesso credo vada più che bene così. Ecco, il gol arriva con contagocce, il cannoniere Zucchini con 3, poi Carniato con 2, mettiamoci pure anche Fabian e Fasan, ma gli attaccanti qui latitano. Sì, bisogna tener conto che noi abbiamo perso Johnny Amarillo da un bel po' di tempo, che era forse il giocatore con più, in quel momento lì, con più gamba, davanti ci dava una grossa mano. Ma io sono convinto che avere la solidità difensiva poi c'è solo che da migliorare per trovare il gol davanti. Parliamo di questo Lukanovic, bomber d'estate, ma non è idealmente quel bomber che cercavate, avendo in passato avuto modo di verificare i vari Mortaro, De Martini, Munarini, Passamonti, Verratti e lo Zecchinato bis che non hanno raggiunto mai la doppia cifra. Questo sì, rappresenta un flop per il vostro mercato? Io credo che le qualità che aveva per noi Gianni Marillo avrebbero fatto trovare più gol sia a Fasan che a Lukanovic per caratteristiche. Adesso siamo così, è inutile stare lì. Io penso che una volta che Lukanovic si sblocca ci possa dare da mano da qui a fine campionato. Si sta impegnando, sta lavorando bene, ha avuto un problema fisico anche lui, per quello oggi ha giocato solo 7-8 minuti. Quando si è sistemato del tutto secondo me ci può dare mano. Questo, ho tenuto conto dell'Arzignano, è un punto che dà benzina, da sprint e mantiene alle vostre spalle un avversario molto ostico e temibile. Sì, l'Arzignano secondo me è un po' la sorpresa in negativo del campionato per la qualità dei giocatori che hanno, non sono dentro il loro spogliatoio, non so cosa sia successo. Secondo me è una squadra che può risalire la classifica in qualsiasi momento perché hanno tanti giocatori e tanti giocatori di qualità. Voglio guardare a casa mia, ripeto, sono contento di questo inizio, di questo terzo di campionato circa. Possiamo migliorare, però per adesso stiamo facendo il nostro nel migliorare. D'ora in poi attende un pokerissimo, non da poco, Trento Clodiense, Mestre, Manzanese e i Lupi. Come la vedi? 5 partite dure, la mia idea è che più di una alla volta non ce la fanno incontrare, quindi voglio ragionare solo su Mestre. Domani abbiamo giorno libero, abbiamo 2 giorni, lunedì, martedì, per preparare la partita con Mestre e cercheremo di farlo come sempre il miglior modo. Elevandosi il tasso tecnico, il Montebelluna contro questi avversari potrebbe dare il meglio di sé? Ma tutte le squadre, quando trovano una squadra che ti fa giocare, che apre un po' gli spazi, che gioca a viso aperto, tutte le squadre riescono a giocare meglio, non solo il Montebelluna. E credo che noi dal punto di vista mentale dell'intensità dobbiamo tenerlo sempre alto. Questo qua sì, nel momento in cui scendiamo rischiamo di ritombare una partita tipo il Belluno e non deve più capitare. Allora Beppe, parliamo di questo 0-0 fondamentale per la vostra classifica, ma di dolce hai assaporato solamente la crostata a fine partita. È un 0-0 che ci sta, perché diciamo che c'è stato un tempo per parte, dai. Il rammarico è che nel primo tempo dovevamo capitalizzare le occasioni che abbiamo creato. Se andavamo a riposo in vantaggio, magari si parlava di un'altra partita, però nel secondo tempo loro hanno avuto più possesso palla, si sono alzati e era una partita che se non sei riuscita a vincerla l'importante era non perderla e quindi il punto va bene. Avete attuato un pressing molto alto in certi momenti, però è stata una partita molto frazionata, spezzettata anche da errori tecnici. Sì, ci sono stati errori tecnici, però anche buone giocate da una parte e anche dall'altra. 2 buone squadre, ci stava, il campo sembrava bello ma era irregolare, il rimbalzo era strano, quindi ci può stare anche l'errore tecnico.
5 gol in campo esterno sono pochini per una formazione come l'Ardignano Campo, che era partita per altri obiettivi. Sì, ma noi dobbiamo fare la nostra strada adesso, gli obiettivi si formano anche strada facendo, adesso noi dobbiamo vedere partita per partita e oggi mi è piaciuta comunque come è stata interpretata, lo spirito dei ragazzi, quindi è un buon punto. Tanta leziosità nel giro palla, ma soprattutto nel portare l'uomo al cross. Oggi diciamo che Calì ha giocato ben pochi palloni possibili per poi dimostrare di essere un attaccante centrale di valore. Calì è un attaccante di valore, va servito anche meglio, si deve anche mettere lui nelle condizioni di essere servito meglio, però oggi ha fatto una buona partita, ha preso anche il palo, ha attaccato bene la porta in quell'occasione, ha aiutato e ha giocato di sponda anche in maniera buona in alcune situazioni, quindi sono soddisfatto della sua prestazione. La sconfitta con il Mestre e il pareggio col San Giorgio danno una testimonianza di un ardignano leggermente in affanno? No, non siamo in affanno, no, stiamo facendo il nostro percorso. È chiaro, è più bello vincere, però ci sono anche gli altri, Monteberlino è un'ottima squadra. Penso che verranno qua in tantissimi a vincere le partite e quindi è un pareggio che ci può stare, non ci soddisfa pieno, però lo spirito mi è piaciuto e è un buon punto di ripartenza. Ecco, per uscire dalle secche del play-out attendevi qualcosa dal mercato? Ma quello ne stiamo parlando, ma non è una priorità, adesso dobbiamo concentrarci sul lavoro e recuperare bene per la partita di mercoledì. Dobbiamo pensare al campo noi. Ecco, dopo un mese e oltre di lavoro nei colori giallo-azzurri, che idea ti sei fatto della squadra, ma soprattutto di questo campionato che sta entrando nel vivo con tanti scontri diretti? Allora, la squadra stiamo lavorando, è un continuo cercare di migliorare quelle che sono le cose da migliorare. Sono ragazzi disponibili, si stanno applicando. Non si risolvono dall'oggi a domani tutti i problemi, li stiamo lavorando. Il campionato equilibrato, giocare anche spesso nei 3 giorni, dipende come ci arrivi di partita in partita, è strano per quello, però questo vale per noi ma vale anche per le altre squadre. Ecco, vi attende un trittico importantissimo, delicato contro Charlins, Lupi e il Delta Portatolle. Io penso solo che ci hanno visitato, vediamo di preparare bene la partita e una partita alla volta. Alla fine abbiamo visto che puoi vincere e perdere con chiunque, è un campionato talmente livellato che è inutile fare previsioni. Dobbiamo vivere una partita alla volta e cercare di prepararla il meglio possibile.